Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. A distanza di una settimana torniamo sui Colli Euganei e anche abbastanza vicino dove eravamo l'altra volta. Infatti siamo a Monselice. Abbiamo lasciato l'auto all'inizio di via Montericco e adesso faremo il percorso numero 6, Montericco e Monte Castello. Stiamo salendo lungo la strada asfaltata chiusa al traffico che sale all'eremo di Santa Domenica e qui c'è un magnifico panorama su Monselice, dietro di me la rocca di Monselice. Ecco, a circa metà strada fra Monselice e l'eremo c'è la tabella del numero 6 che infatti parte da qui. Noi abbiamo fatto qualche tornante e ci troviamo in questo punto qua. Adesso il 6 fa questo anello, andremo anche al Monte Castello e poi tutto il giro e faremo anche una puntata all'eremo. Siamo quasi arrivati all'eremo e qui c'è il punto in cui inizia l'anello. Questa roccia qui è tipica dei Colli Euganei e si chiama trachite. C'erano delle cave da cui si ricavava del materiale che serviva, ad esempio, a pavimentare le piazze di Venezia. Eccoci qui, siamo arrivati nel punto in cui bisogna abbandonare la strada asfaltata e seguire il numero 6 da quella parte lì. Noi siamo in questo punto qua e il sentiero numero 6 è quello rosso. Però noi prima facciamo una deviazione e con un po' di tornanti saliamo al Monte Ricco dove c'è l'eremo. Eccoci arrivati in cima al Monte Ricco dove c'è l'eremo di Santa Domenica. Ci troviamo sulla terrazza panoramica e dietro di me, molto più bassa, c'è la famosa rocca di Monselice. Adesso, invece che tornare indietro per la strada asfaltata fino alla Casa Rossa, ci riagganciamo al sentiero numero 6 scendendo per questa scalinata che ci porterà direttamente alla terrazza d'Ercole.
Eccoci arrivati alla terrazza d'Ercole, dove c'è la famosa statua d'Ercole. Qui riprendiamo il sentiero numero 6, andiamo da quella parte e la prossima tappa è il Monte Castello. Arrivati al quadrivio Monte Castello, facciamo una piccola deviazione proprio di 5 minuti, andiamo a sinistra per il Monte Castello, poi torneremo qui e continueremo a seguire il 6 da quella parte. Siamo arrivati in cima al Monte Castello e qui dietro di me ci sono tanti cartelli rossi in cui c'è scritto pericolo, bordo cava. Dopo essere stati in cima al Monte Castello torniamo al quadrivio e adesso qui c'è un altro bivio, noi andiamo a sinistra, lasciamo il 6A a destra e iniziamo praticamente il periplo del Montericco. Siamo arrivati ad un bivio che non è segnalato, bisogna stare alti sulla destra e non scendere. Il segnavia si trova poco più avanti, eccolo qua, una cinquantina di metri dopo il bivio.
Eccoci qui, siamo tornati al tornante di quota 203, dove si chiude l'anello del sentiero numero 6. Adesso basta ridiscendere per la strada asfaltata di questa mattina e si torna al punto di partenza all'inizio di via Montericco. Il percorso è stato veramente molto semplice e può essere tranquillamente definito turistico, adatto a tutti, e ha il suo punto di maggiore interesse nell'eremo di Santa Domenica in cima al Montericco. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Ante Lacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Ante Lacus.